persona che viaggia per conoscere i luoghi e la cultura che li caratterizza ha come meta immancabile il cuore della città. Nel caso di Verona, questa è Piazza delle Erbe. Qui, già dalla nascita della colonia romana, si trovava il foro e nel corso dei secoli ha sempre conservato, pur modificandosi, la funzione di piazza centrale. Il nome deriva dalle intense attività commerciali come il mercato delle spezie, merci importantissime ma comunque affiancate da tanti altri tipi di prodotti. Gli edifici affacciati sulla piazza si presentano come una sfilata di epoche e stili architettonici differenti, che convivono e raccontano ognuno le molteplici fasi storiche di Verona. A metà della piazza che fa angolo con via Pellicciai si trova la Domus Mercatorum, in epoca scaligera la sede delle corporazioni delle arti e dei mestieri. Proseguendo verso nord si nota la Torre del Gardello, fatta costruire da Can Signorio della Scala nel 1370. A fianco a questa la stupefacente facciata di Palazzo Maffei, raro esempio di architettura barocca veronese. Sul lato destro, invece, si possono ammirare gli affreschi delle case Mazzanti, risalenti al primo Cinquecento. Si tratta di immagini allegoriche e mitologiche. Oltre a queste, l'Arco della Costa e subito dopo il Palazzo della Ragione, con l'altissima Torre dei Lamberti, che sorveglia le piazze vicine. Camminando nella Piazza delle Erbe si incontrano poi la Fontana di Madonna Verona, caratteristica impersonificazione della città, e il leone alato veneto, posto in cima ad una grande colonna e segno della dominazione veneziana. Il cuore cittadino è inoltre il luogo di bancarelle che oggi vendono souvenir e anche frutta e verdura, dando il tipico aspetto che ha affascinato molti poeti e pittori che hanno descritto a parole o con immagini questo piccolo ma preziosissimo museo all'aperto.